Mi chiedete un sacco di volte: Alex, ma com'è che parli bene tutte queste lingue? Mare, ma secondo te, crescendo con i genitori, uno che parla palermitano e uno che parla catanese, potevo crescere diversamente? Già nascere in Sicilia significa che nasci bilingue, perché il siciliano non è un dialetto, è una lingua. Ma se poi c'hai due genitori che parlano due varianti diverse della stessa lingua, si è consumato. La mia vita è stato un costellarsi di: ma che sta dicendo? Ma sto parlando con me? No, perché se un giorno ti dicono che fai pucceria, un altro giorno ti dicono che fai budello, un giorno ti chiamano un baritta, un giorno ti chiamano cucì, un poco ti confondi. Ti mangi pane e cameusa o i puppetti cavaddo? E fai puppetti o fai tischi toschi? Poi arrivo al liceo e la mia compagna di banco messinese. Perciò tra mia mamma che diceva uiritu, tra mio padre che diceva uitu, arriva chissà, ititu. Ma ititu chi? Ititu unni. Cioè immaginate il mio cervello, 550 cadenze diverse. Anche perché io ho fatto il liceo a Giarre, che è una piccola cittadina in provincia di Catania, dove la doppia R non la pronunciano. Il di sud è Giare, quella che gira si chiama Tera. E in più mi sono iscritta al linguistico, speaking Deutsch. Quindi tra le lingue straniere e le varianti della lingua locale, il mio cervello ha sviluppato tipo una super abilità di switchare da una all'altra senza problemi. Sì, ma non chiedetemi quale preferisco, vi chiedo un sacco.